Siamo tornati nuovamente in studio con l'appuntamento con la sanità. Vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto, che sono il dottor Fabio Ferrarese, direttore dell'UOC Radioterapia Ospedale del Cafoncello di Treviso, buongiorno. Buongiorno. E Maria Giovanna Cesaro, responsabile alta professionalità sulla patologia mammaria. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Parliamo insomma di una patologia che colpisce purtroppo davvero tantissime donne, non solo insomma, dai 50 anni su, ma abbiamo visto purtroppo anche tante giovani. Vorremmo magari parlare con il dottor Ferrarese perché come dicevamo prima il numero è alto, sì. Tante le donne, magari se ci dà anche qualche numero prima poi di iniziare a parlare della breast unit. Allora sì, l'argomento importante di cui volevamo affrontare è sicuramente la breast unit. La breast unit dell'ASL numero 2 è diventata una componente molto forte, anche perché fondamentalmente ultimamente la GENAS, che è l'agenzia che riconosce la validità, ci mette al 13° posto, che uno dice 13 potrebbe essere un numero, ma di fronte a noi ci sono i mostri sacri dell'oncologia nazionale, che sono l'Istituto Europeo di Oncologia, l'Università Cattolica, l'Istituto Nazionale Tumori, cioè quindi centri di altissimo riferimento, ed essere considerati entro i primi 13 significa che la qualità del servizio che noi offriamo è estremamente elevato. Altra cosa che bisogna ricordare è che la nostra breast unit è sede di insegnamento, cioè nel senso che è riconosciuta la possibilità di fare master di apprendimento in breast unit al fine di poi esportare nei propri centri magari un po' più periferici quello che viene appreso. I numeri sono importanti perché la nostra breast unit l'anno scorso ha operato oltre 1200 persone con patologia mammaria e di queste 750 per neoplasie mammarie. Quello che dobbiamo tener conto però è che di queste 750 più di 500 sono state sottoposte a radioterapia. Quindi il percorso di una donna all'interno della breast unit è un percorso complesso. La breast unit si compone da una parte iniziale che è la diagnostica, quindi abbiamo un team di radiologi dedicati alla diagnosi precoce della neoplasia mammaria, ha una parte di chirurghi dedicati alla chirurgia senologica, ha una parte di chirurghi plastici dedicati alla ricostruzione se necessario dopo l'intervento chirurgico, anatomopatologi dedicati sulla patologia e specialmente sulla biologia molecolare, che sono questi nuovi parametri che noi andiamo a ricercare nelle pazienti operate, l'oncologo medico che, chiamiamola così, pennella il trattamento se necessario nei confronti della paziente, il radioterapista che siamo noi, ne siamo io, la dottoressa Cesaro e poi anche la dottoressa Marinelli che interverrà successivamente, che siamo dedicati fondamentalmente al trattamento, e cercherò di spiegare un attimo quali sono i vari approcci radioterapici che abbiamo. Poi abbiamo lo psicologo se necessario, il fisiatra se necessario, cioè è un team completamente esatto, perfettamente dedicato, e quindi cercheremo di dare un'idea anche di come la donna, la persona che purtroppo entra nella nostra attenzione percorre l'intero percorso che è stato programmato, per cui lasciamo... Ecco. Quindi lei ci spiega qual è questo percorso? Allora, intanto le pazienti o le signore che pensano di avere problemi al seno possono rivolgersi al centro senologico, alla breast, con l'impegnativa del medico curante, del medico di medicina generale. Molte arrivano dopo gli screening di secondo livello perché sono state chiamate dai programmi di screening mammografici. Ci può essere qualche dubbio, vengono chiamate per rifare la mammografia e fare accertamenti di secondo livello. Possono giungere anche su indicazione di qualche specialista. Comunque, quando vengono presi in carico ovviamente vengono fatti tutti gli accertamenti necessari, si parte appunto dalla biopsia. Quando la paziente prima di ricevere l'esito della biopsia viene già discussa da noi come team multidisciplinare. Una cosa molto importante da dire è che devono essere sempre presenti queste 6 figure che diceva il dottor Ferrarese a ogni riunione del team, in modo che la paziente sia proprio seguita passo passo, non solo alla diagnosi ma anche poi nei successivi follow up quando ha percorso tutto il suo iter di cura, insomma, ecco. E vengono discusse 2 volte alla settimana presso il nostro centro, il martedì di solito e il venerdì, per cui vengono fatte proprio cure personalizzate alla singola paziente, alla singola situazione clinica, che può essere una situazione di
andare all'intervento chirurgico subito. La persona può anche necessitare di un trattamento farmacologico per ridurre la malattia in modo di renderla operabile, per cui fa prima un trattamento farmacologico, poi va all'intervento. Una volta fatto l'intervento, che può essere di quadrantectomia o di mastectomia, a seconda dei casi clinici, la paziente poi viene vista da noi radioterapisti e ovviamente anche dall'oncologo medico. Non sempre viene vista dall'oncologo medico, mi spiego il perché, perché ci sono alcuni tumori in situ che una volta tolta l'area tumorale necessitano solo di radioterapia, però diciamo che l'80% di quelle che afferiscono a noi vanno anche forse di più, vanno in combinata oncologo e radioterapista. Ecco, questo è il percorso, quindi mi diceva il numero delle 550 radiotrattate e 750 operate. Esatto. Mi scusi, una domanda, c'è stato un aumento secondo lei negli ultimi anni, intendo ovviamente non nell'ultimo periodo? Allora, secondo il registro tumori del Veneto c'è stato un aumento negli ultimi 20 anni del 54%. Sono tantissimi. Sì, forse dovuto anche ai programmi di screening. Esatto, cioè diremmo che anche però la diagnostica che abbiamo adesso è molto più accurata, riesce a rilevare lesioni che una volta erano fondamentalmente invisibili e quindi questo porta anche ad avere un aumento, non possiamo chiamarla incidenza, scopriamo molte più malattie, ma le scopriamo molte più piccole. Esatto. Più piccola è la malattia, maggiore è la possibilità di guarire. Infatti, quindi la prevenzione è importante anche per questo, perché è vero che sono aumentati i casi probabilmente perché ne vengono scoperti di più, ma sono curabilissimi, tanto che in Italia possono salvare la vita, questo ma certo che si guardi, in Italia l'88% delle pazienti con diagnosi di tumore al seno a 5 anni sono vive e libere da malattia. E abbiamo un indice, una percentuale molto più elevata anche dei paesi nordici, vuol dire che la paziente che prende questo percorso diagnostico terapeutico assistenziale ha il 18% di possibilità in più di guarire rispetto a quelle che non hanno la fortuna di conoscere questo percorso, perché in Italia, secondo i dati AIOM, che è l'associazione dell'oncologia medica, solo l'8% delle donne conoscono questi centri, che in Italia sono 256, non sono pochi, perché sono distribuiti in tutto il territorio nazionale e devono avere determinate caratteristiche, cioè devono avere un volume di interventi per patologia tumorali di almeno 150 all'anno, per cui noi ne abbiamo fatti 777 nel 2022, questo è il volume. Qui, esatto, a Treviso, per cui sono numeri veramente alti. Sì. Però bisogna che le donne sappiano che c'è questa possibilità. Ecco, parlavamo anche di età, si pensa sempre che l'età insomma sia magari dai 50 anni in su, oppure in realtà insomma nel vostro centro vedete anche giovani. Giovani. Allora anche lì è cambiata un po' la fascia di età, e una cosa che bisogna ricordare è che purtroppo più giovane è l'età di insorgenza di una lesione, generalmente più aggressiva è la biologia della malattia. Per cui al minimo sospetto è ottima cosa cercare di rivolgersi, specialmente tramite il medico curante, al centro senologico, che prende in carico immediatamente la paziente per attivare tutto il percorso necessario per la diagnostica e il trattamento necessario. È meglio fare una corsa in più che fare una corsa in meno. Le dirò un'altra cosa, all'interno di queste 6 figure essenziali multidisciplinari alla Brest c'è anche l'ambulatorio della fertilità, perché per garantire a queste donne che hanno questa diagnosi in giovane età, al di sotto dei 40 anni, la miglior cura possibile, ma cercando di garantire, se possibile, anche un legittimo desiderio di gravidanza che possono avere, insomma. Perché questo anche è una problematica che dovete affrontare. È di sicuro una problematica, però è possibile assolutamente al giorno d'oggi garantire anche una gravidanza, insomma, ecco. Ecco, fra l'altro io dico ai telespettatori che se vogliono fare delle domande lo vedete, il numero in sovraimpressione lo vedete lì. E lei parlava di radioterapia. Sì, allora che è diversa dalla chemioterapia, esatto. Però... Allora, il trattamento radiante è un'integrazione all'intervento chirurgico, nel senso che è da considerarsi un trattamento di tipo loco-regionale, cioè noi non agiamo a livello, chiamiamolo, di tutto il corpo, ma andiamo a sterilizzare la ghiandola mammaria che è stata operata. Allora, questo nasce da una invenzione, per modo di dire, un'intuizione negli anni 90 di quel genio che era il professor Veronesi, che dimostrò come un trattamento chirurgico conservativo, cioè togliendo solo il pezzettino di ghiandola ammalata,
associata alla radioterapia dava gli stessi risultati di un intervento chirurgico estremamente demolitivo, che era la mastectomia, in cui i risultati di recidiva locale, cioè di controllo locale di malattia, erano esattamente gli stessi. Però pensare il vantaggio psicologico di addormentarsi con 2 seni e risvegliarsi con 2 seni è sicuramente una cosa positiva. I tempi dell'intervento sono nettamente più brevi. I tempi poi di recupero sono ancora più brevi. Dall'altra parte, chiamiamolo il disagio, è la radioterapia. La radioterapia ha subito anche una grossa evoluzione nell'andare del tempo, perché il protocollo iniziale, chiamiamolo così, prevedeva 30 sedute di radioterapia. Apriamo una parentesi: generalmente una paziente fa una diagnostica, un intervento chirurgico, se c'è necessità deve fare della chemioterapia, quindi passano da 5, 6, 7 mesi. Uno pensa fa la radioterapia e niente, no, sono 6 settimane di radioterapia e sono quotidiane, tutti i giorni. Allora, un discorso è abitare vicino al centro di radioterapia, un discorso è abitare anche a 35 km e farlo per 6 volte. Quindi la radioterapia è evoluta nel tempo. L'evoluzione qual è stata? Intanto abbiamo identificato protocolli che hanno ridotto il numero di sedute. Siamo passati da 30 a 20. Attualmente abbiamo protocolli che parlano di 15 sedute di radioterapia. E poi abbiamo questa particolarità, che è quella che probabilmente è la parte più innovativa e anche più interessante, che è il trattamento durante l'intervento chirurgico. Cioè togliere tutta la parte di trattamento che viene dopo l'intervento chirurgico e portarlo in corso di intervento chirurgico. Ecco, quindi, mi scusi, abbiamo una telefonata, poi continuiamo proprio con questo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, lei? Sono Anna. La signora? Mi chiamo Anna e telefono da Conegliano Veneto. Mi dica pure, buongiorno signora Anna. Sì, volevo un'informazione dei medici che sono lì ospiti. Io ho fatto lo screening e anche la mammografia privatamente. Mi hanno riscontrato delle calcificazioni al seno sinistro. Devo preoccuparmi? No. Se non le hanno fatto fare indagini di secondo livello, vuol dire che le consideravano. Ecografia. Vuol dire che le consideravano, signora, assolutamente calcificazioni benigne, sa? Se no i colleghi radiologi richiamano e vanno ad approfondire assolutamente, sa signora, stia tranquilla. Oh, grazie, niente. Arrivederci. Ecco, la preoccupazione ovviamente è sempre tanta. È sempre tanta quando si fanno questi tipi di analisi, quindi ringraziamo anche la signora Anna per la chiamata. Ecco, mi scusi, l'avevo interrotta perché avevo visto la chiamata. Ecco. Allora, cosa succede? Succede che quello che fa il trattamento intraoperatorio non è la sterilizzazione dell'intera ghiandola, ma di una struttura ghiandolare ben ampia che va a comprendere la zona dove c'era la neoplasia. Non tutte le persone possono entrare in questo tipo di trattamento, ci sono delle caratteristiche specifiche, perché altrimenti andiamo a rischio di fare un trattamento, quando volessimo bypassare queste caratteristiche, non solo inutile, ma addirittura dannoso. Ecco, quindi quali sono le caratteristiche per... Allora, ecco. Le pazienti che possono essere sottoposte a IORT devono intanto essere in menopausa, perché il fatto di non essere in menopausa aumenta il turnover cellulare. Devono avere malattie piccole, poco aggressive, malattie piccole intendo meno di 2,5 cm, non avere i linfonodi interessati e tecnicamente deve essere fattibile. Cosa si intende per tecnicamente fattibili? Non devono avere un volume mammario troppo grande o per contro una mammella troppo piccola. Questo perché nella mammella piccola non riusciamo a mettere il disco di protezione che impedisce alla radiazione di giungere al polmone, per cui non riusciamo a chiudere ed erogare e non riesco ad erogare la radiazione. Nella mammella troppo voluminosa la distanza tra il disco e il target è ha uno spessore troppo esatto, il letto chirurgico è lontano e rischiamo che la radioterapia non sia efficace. E poi la lesione deve essere singola. È singola, cioè, assolutamente. Deve essere fatto in modo tale da essere sicuri che la lesione sia singola. unica. Tanto che le pazienti vengono tutte sottoposte a una condizione sine qua non a risonanza magnetica per evitare che ci siano piccole lesioni magari non visibili alla mammografia, magari di qualche millimetro che può capitare che non si vedano, per cui per avere una sicurezza in più tutte le pazienti vengono sottoposte a risonanza magnetica. Ecco, e queste sono le caratteristiche per poter eseguire la radioterapia durante l'intervento chirurgico, per cui alla paziente viene tolto il nodino ovviamente dal chirurgo, viene mandato
andato subito ad analizzare, per cui c'è una buona compliance con l'anatomopatologo. Quando l'anatomopatologo ci conferma che la biologia è la stessa della biopsia, noi radioterapisti eroghiamo proprio a livello del letto tumorale, dove il chirurgo ha tolto il nodino e con un margine di sicurezza ovviamente, una seduta di radioterapia che dura 30 secondi, 60 al massimo. Sì. Che ha la stessa efficacia per le pazienti di fare la radioterapia esterna. Cosa significa la stessa efficacia? Che controlla allo stesso modo il rischio di recidiva locale nel corso degli anni. Ecco. Quindi il vantaggio è quello, sì. Esce dalla sala, va a casa, che ha fatto tutto. Solo che appunto abbiamo questa nicchia menopausa e tra i 48 e i 75 anni. Per invece chi non rientra in questa, insomma, in queste caratteristiche, certo. Quindi o è più giovane oppure problemi tecnici. Ha problemi diversi, che cosa invece? Allora, le pazienti o vengono ovviamente operate e fanno la radioterapia esterna, o fanno quei protocolli nelle pazienti anziane, che poi li spiegherà meglio la mia collega, quelle che noi chiamiamo la radioterapia fast, che significa veloce, ma non è meno efficace, è solo una settimana di terapia, e anche queste non si può sottoporre una paziente giovane mestruata a un protocollo fast, ma le pazienti dai 70 anni in su, insomma. Ecco, dicevamo prima, dottor Ferrarese, che c'è la radioterapia, che è una cosa diversa dalla chemioterapia, certo. Che però l'una non può anche non escludere l'altra? No, nel senso che, come diceva prima la dottoressa Cesaro, ci sono dei parametri biologici che vengono valutati in base ai referti che ci dà l'anatomopatologo, in cui l'oncologo medico decide qual è il trattamento che si dice adiuvante più importante per la paziente. Può essere una terapia ormonale, può essere una terapia, chiamiamola farmacologica, può essere una terapia personalizzata, nel senso che in base a certi parametri possono essere utilizzati dei farmaci, degli anticorpi monoclonali, e quindi ogni paziente ha un suo percorso dedicato. Il trattamento radiante è più o meno l'equivalente, nel senso che non è un trattamento radiante uguale per tutti, è un trattamento radiante che viene ottimizzato sulla paziente. Sul caso clinico. Esatto, quindi noi eseguiamo una procedura che si chiama centramento, facciamo un esame che è simile a un TAC, noi non usiamo mezzo di contrasto, scegliamo il posizionamento più idoneo, questa procedura prende il nome di setup, vediamo il volume della mammella da radiotrattare, marchiamo con dei reperi di china che poi si riassorbiranno con il tempo, perché non sono, chiamiamolo permanenti come era una volta, ma ci sono questa china nuova, sì. Questi tattoo che poi col termine si riassorbe. Studiamo come irradiare bene la mammella, che tecnica irradiare, e quando siamo convinti ed abbiamo verificato che tutto sia perfetto, la paziente viene contattata e viene iniziato il trattamento radiante. Potrà rientrare nel protocollo delle 20 sedute, potrà rientrare nel protocollo delle 15. Questo ovviamente di caso in caso. E questo lo auditiamo di caso in caso. C'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Lei si chiama? Vilma. E chiama da dove? Da Pieve del Grappa. Pieve. No. Dica pure. Io sono stata operata nel 96 e ho fatto la radioterapia, ho fatto 25 radioterapie. Sono stata operata nel 98 del tumore sinistro, perché io ho fatto la mastectomia e la quadrectomia, e ho fatto 30 radioterapie a Treviso. Ecco, adesso hanno levato la seconda mamella nel 2 febbraio. Adesso non devo fare la radioterapia, perché io però non posso ricostruirmelo nel primo e nel secondo, perché ho fatto troppe radioterapie. Purtroppo questa è la mia situazione. Io ho il BRCA2. È mutata. Ecco, questa è la mia situazione. Sì, perché una volta non si sapeva. Ecco, diceva la... Allora, signora, lei è una BRCA mutata, una volta non si sapeva, cioè sono quelle pazienti che hanno quelle alterazioni cromosomiche che vanno incontro anche fino all'80% nel corso della vita di sviluppare tumori al seno, cioè la famosa Angelina Jolie. Ecco, per cui sì, io l'ho fatto prima di Angelina Jolie. Sì, no, signora, non si sapeva, le stavo appunto dicendo che a quel tempo non si sapeva. Adesso le pazienti BRCA mutate si prende appunto, parlando con loro, in considerazione il fatto di sottoporle a mastectomia bilaterale, insomma, perché il rischio che sviluppino tumori nel corso della vita, tumori mammari, è elevato, sa signora? Lo so.
però si trova a 70 anni con tutti e due i seni e non possono ricostruire. Non è una bella situazione. No, immagino. Questo glielo dico io. Ho immagino. fatto la chemioterapia del primo e del secondo. Certo, certo. L'unica cosa che possiamo, benissimo. che possiamo dirle è che, essendo passati tanti anni, tra virgolette, lei sta ancora bene, nel senso è qua con noi e sta bene. Ecco, Sì, quello ho fatto solo. anche la isterotomia all'utero. Per forza, perché è BRCA mutata, sa signora. Cioè, una bella bastonata, posso dirlo? Tutta la nostra comprensione, signor. Purtroppo, Certo. allora, intanto la ringrazio di questa testimonianza, signora. E ecco, lei dice, grazie signora, grazie davvero. Lei diceva, insomma, prima Nel 96 non si conoscevano queste cose, sono gli ultimi anni. Ecco, che tipo di... Sono mutazioni cromosomiche, BRCA1, BRCA2. ecco, per far capire, perché magari la gente non capisce. Alcuni geni del DNA che predispongono all'insorgenza di tumori non solo al seno ma anche all'utero, per cui si tende nelle pazienti giovani in tutte le pazienti che hanno una familiarità tipo mamma, sorella con tumori al seno e che sviluppano un tumore al seno, si fa il test genetico. C'è anche il genetista nel gruppo. E se sono mutati si prende in considerazione, si discute con la paziente, l'indicazione alla mastectomia ed eventualmente anche a interventi un po' più demolitivi a seconda dell'età, a seconda se vuole affrontare o meno la gravidanza, però ci sono anche, non sono tantissimi però i BRCA mutati, cioè su 100 donne con diagnosi di tumore al seno, a seconda delle casistiche, il 5 o l'8% sono mutati, per cui non abbiamo una percentuale elevatissima di mutate, però ci sono. Ecco, la signora diceva io non posso ricostruire, non posso, ecco, perché magari così la gente non capisce sempre perché. Per lo stesso motivo, perché allora ormai le tecniche radioterapiche sono molto più sofisticate rispetto la signora mi parlava nel 96, per cui sono tantissimi anni fa. E per cui gli effetti collaterali della radioterapia su una parete toracica eseguita con quel dosaggio là in quegli anni è la fibrosi e la cute non è più elastica, per cui per quanto bravo possa essere un chirurgo plastico non riesce a garantire il risultato alla paziente, insomma un risultato estetico soddisfacente, perché non ha i tessuti adatti per poter... Sono cambiate macchine, sono cambiate tecniche, quindi... È tutto un altro mondo. Come diceva prima il dottor Ferrarese, che insomma la radioterapia è cambiata con il tempo, è cambiato un po' tutto. Abbiamo avuto un'evoluzione tecnologica importante. Negli anni 90 ancora avevamo appena dismesso, possiamo chiamare una bomba al cobalto, quindi c'è una macchina che ormai è entrata nel museo della radioterapia. Iniziavamo a utilizzare gli acceleratori lineari, ma il dosaggio era quello delle 30 sedute, cioè c'era poco da fare, quello era quello che i testi sacri ci dicevano di erogare. Paziente operata di mastectomia doveva fare 25 sedute, paziente operata di chirurgia conservativa doveva fare 30 sedute. Ora questo paradigma è stato letteralmente smontato e sconvolto, cioè, quindi ripeto, siamo arrivati alle 20, alle 16, e inoltre anche gli interventi sono cambiati, quindi magari c'è una terapia che noi magari poi la dottoressa ne spiega, durante il trattamento spieghiamo come mantenere la cute, come fare certi tipi di ginnastica, cioè c'è tutta una sensibilità completamente diversa nei confronti delle pazienti che hanno questo tipo di problematica, di patologia mammaria. E questo è indipendente dall'età, cioè non è che se la persona è giovane abbiamo più riguardo, abbiamo lo stesso riguardo proprio per tutte le persone, tenendo conto che cominciano anche a esserci uomini trattati per patologia mammaria, che una volta era una cosa questo magari abbastanza... lo spieghiamo perché così la gente può capire. Cioè, anche l'uomo ha una ghiandola mammaria come la donna, logicamente meno rappresentata, molto inferiore, un volume molto inferiore, però biologicamente può sviluppare e andare incontro a neoplasia mammaria. E questa è una cosa insomma, che magari non tutti sanno, perché ovviamente si è, insomma, di solito quando si parla di tumore mammario si pensa ovviamente alla donna, non all'uomo, invece anche l'uomo. C'è la pubblicità o la telefonata, non lo so. No, la pubblicità. Quindi altri 2 minuti poi andiamo in pubblicità. E dunque anche l'uomo quindi potrebbe, ma ci sono può. Quindi ci sono Sì, si sente il nodino al seno. È lo stesso? Sì,
fa la mammografia, fa l'ecografia e finita nello stesso percorso. L'uomo giunge perché sente un nodino al seno. Esatto. Ecco, nel vostro centro, nel Breast Unit, ci sono in questo momento uomini? Sì. Perché mi Sì, diceva 2 in trattamento. Sì. 2. che sembra quasi che non No, sia... no, ci sono. No, è una patologia che comincia a esserci, sì. E anche in questo caso... Che familiarità anche queste. Ah, ecco, giovani oppure... E l'uomo BRCA2 mutato ha un rischio di... cioè un figlio di... abbastanza elevato, Esatto. sì. Ci può essere insomma una predisposizione familiare anche nell'uomo. Ecco, diciamo che nell'uomo non è percorribile le intraoperatorie. No, perché non c'è abbiamo il il tessuto mammario. mammario. Quello no. Però il trattamento radiante poi viene erogato anche Allo stesso nei confronti modo. di una parete toracica di un uomo. Ecco, dottoressa, prima di andare in pubblicità, Sì. il consiglio che lei darebbe alle donne che si di- trovano ad affrontare questo... Intanto, come dicevo prima, è di affidarsi tranquillamente ai centri senologici in qualsiasi posto anche del Veneto, perché sono veramente tutti all'avanguardia. Poi di aver fiducia, perché ogni caso viene discusso, ridiscusso. Io quando vedo la paziente la vedo magari visivamente la prima volta, ma l'ho discussa 4-5 volte al gruppo multidisciplinare, per cui la storia clinica della signora la sappiamo già, e che i tassi di sopravvivenza sono veramente, veramente molto elevati e la prevenzione è fondamentale. Io la ringrazio perché so che poi fra Certo. poco arriverà Lascio la collega che mi assiste collega, sempre. esatto, che La è dottoressa qua fuori, Marinelli, quindi sì. intanto la ringrazio. Grazie C'è a una voi. telefonata però prima. Senz'altro. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Lei chiama da dove? Io chiamo da Marconi, Da Marcone. La signora? Codato Daniela. Daniela. Dica pure. E niente, io ho avuto il problema in pieno Covid nel 2020 di mastectomia bilaterale e hanno provato a mettermi gli espansori. Ho avuto un serio problema perché gli espansori si sono spostati, hanno avuto non hanno tenuto, naturalmente si sono dislocati, ho dovuto toglierli dopo aver fatto la chemio. Niente, volevo solo dire questo, di fare molta attenzione quando decidono di fare un intervento su una donna e di spiegare bene. Grazie. Ecco, È un problema chirurgico e adesso non lo... ecco, non so questi sono cosa- problemi chirurgici. cosa quindi- Sì, può essere capitato. sì. no? Non ho dati per Certo, dare certo. una risposta. Ovviamente a ogni caso Perché, purtroppo purtroppo comunque... Allora mi pare, ho capito che abbia fatto anche la chemio dopo, Sì. per cui sì. Purtroppo quando ci sono degli interventi... Ci possono essere anche gli effetti Certo, collaterali. Ecco. Prima della pubblicità le ringrazio, grazie Grazie a voi davvero. dell'invito. Intanto noi invece continueremo con lei e proprio pochissima pubblicità, torniamo subito in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, ci ha raggiunto Ilaria Marinelli, esperta in patologia mammaria. Buongiorno. Dunque, stiamo parlando di radioterapia. La domanda è quando non è necessaria la radioterapia? Allora, come abbiamo forse già detto, generalmente le pazienti sono sottoposte a un intervento di tipo conservativo. Cosa vuol dire? Non viene asportata via tutta la mammella e quindi si completa il percorso con la radioterapia post-operatoria, che ha una finalità di prevenzione, puramente preventiva, quindi ridurre la probabilità che la malattia torni nella mammella operata. Ci sono delle pazienti nelle quali il trattamento si può omettere. Quali sono queste pazienti? Sono quelle che hanno una malattia cosiddetta a basso rischio, cioè che c'è una bassa probabilità che la malattia ritorni nella mammella operata. Pazienti ultraottantenni o pazienti che per condizioni cliniche generali non sono in grado di effettuare il trattamento. Per cui è sempre un percorso condiviso con la paziente, con i familiari che se ne prendono cura. E in queste pazienti in cui la probabilità che la malattia ritorni è bassa e pertanto con serenità possiamo omettere la radioterapia post-operatoria. C'è anche un'altra
categoria di pazienti nelle quali si può mettere il trattamento, e cioè le pazienti sottoposte a mastectomia, pazienti che quindi subiscono l'asportazione della ghiandola mammaria totalmente e che però per caratteristiche della malattia e dell'estensione non necessitano del trattamento post-operatorio, ad esempio le forme in situ, cosiddette intraduttali. Quindi, che significa magari sono delle forme che non hanno la capacità di diffondere al di fuori della mammella, ok? Sì. E quindi in queste pazienti non è necessario effettuare una radioterapia post-operatoria. Ecco, diceva anche quando c'è una bassa probabilità che la malattia ritorni, quindi malattie piccoline, malattie che si giovano della terapia ormonale, quindi cosiddette malattie ormonosensibili o ormonoresponsive, e pazienti in post-menopausa. Quindi c'è una percentuale di pazienti che non necessitano la radioterapia per caratteristiche molto favorevoli della malattia stessa. Ovviamente il rischio di recidiva aumenta col passare degli anni dal controllo dall'intervento primitivo. È ovvio che su pazienti molto anziane la probabilità è assolutamente inferiore e in queste pazienti con tranquillità si può decidere di non effettuare la radioterapia. Ecco, abbiamo parlato dei passi avanti anche nella radioterapia. Quali sono i nuovi trattamenti adesso? Allora, i nuovi trattamenti fondamentalmente che adesso stiamo percorrendo sono intanto trattamenti di tipo integrato, cioè non è puramente un trattamento radiante. C'è questo nuovo protocollo che poi la dottoressa Marinelli vi spiegherà, che è stato studiato e sviluppato apposta per ridurre al minimo il disagio di queste pazienti. Quello che andiamo a percorrere adesso è portare per esempio lesioni che dovrebbero essere sottoposte a un intervento chirurgico demolitivo a un trattamento, se ci sono caratteristiche biologiche, farmacologico, in modo tale da poterlo ridurre e portare a un intervento conservativo, quindi mantenere, come si diceva prima, i due seni, cioè, che non è una cosa da poco. E quindi di conseguenza portare la paziente prima dell'intervento chirurgico a un trattamento chemioterapico o immunoterapico o con anticorpi monoclonali in base a quello che sceglierà l'oncologo medico, a chirurgia che sia la più chiamiamola conservativa possibile e con un aspetto estetico estremamente importante. Su quello poi noi eseguiamo il trattamento radiante che va a completare come il solito percorso che esegue ogni persona sottoposta a questo tipo di trattamento. Ecco, abbiamo parlato anche di effetti della radioterapia. Allora, gli effetti della radioterapia sono fondamentalmente di tipo cutaneo, estetico, cioè noi, come dicevo prima, non siamo un trattamento sistemico, siamo un trattamento locale. Tutte le nostre pazienti che vengono affiate a un trattamento radiante vengono valutate al primo giorno. Noi abbiamo un ambulatorio di infermieri dedicato, anzi per inciso ha anche vinto un premio per la qualità dell'intervento che hanno fatto. Vengono valutate, viene deciso in base al fototipo quale tipo di protezione bisogna dare, viene fornito, se abbiamo campionatura, oppure viene fornito il nome del prodotto più idoneo. Ogni 4-5 sedute vengono riviste perché può insorgere dell'eritema secondario al trattamento radiante. Se insorge un eritema controllabile con farmaci ancora topici, usiamo quelli. Se è necessario, introduciamo poche, piccole quantità di cortisone, di crema al cortisone, per ridurre l'insorgenza di questo eritema. Logicamente non siamo in grado di prevedere quale sarà l'eritema, anche perché ci sono altre cose che vanno valutate. Intanto ci sono farmaci che vengono utilizzati che possono dare una sensibilizzazione a livello cutaneo. E quindi alcuni farmaci possono essere più sensibilizzanti, quindi sviluppare un eritema un po' più intenso. Le faccio un semplicissimo esempio. Una delle cose che noi abbiamo sempre osservato è il fototipo. Allora, io ho avuto proprio all'estremo due pazienti, una ragazza, una signora, insomma, cinquantenne che veniva dalla Svezia, con una pelle bianca, con i capelli rossi, che ha fatto le sue 20 sedute di radioterapia, non aveva un minimo di eritema, zero. Abbiamo avuto una ragazza nigeriana che si è completamente pelata la pelle, cioè quindi non è prevedibile
questo tipo di insorgenza, e questo è uno dei motivi per cui siamo molto assidui nei controlli di queste persone che eseguono radioterapia. Mi scusi, una domanda che magari si pongono anche tanti telespettatrici e telespettatori è quella del come effetti è più impattante la chemioterapia della radioterapia? È una domanda non semplicissima da rispondere questa. Allora, ma anche perché una volta l'idea della chemioterapia era la paziente entra, vomita, stanza semichiusa, e questa forse è rimasta un po' questa... E rimane questo tipo di idea, cioè che la chemioterapia sia questa. Ora ci sono tante persone che vengono a fare la chemioterapia in autobus, cioè quindi... Trattamenti a volte costa molto di più, la terapia di supporto, cioè il farmaco contro la nausea, il farmaco contro l'insorgenza di possibili infezioni, il farmaco per i globuli bianchi. Ci sono farmaci che costano una montagna di soldi, però sinceramente il trattamento farmacologico adesso viene a essere molto meglio tollerato. La radioterapia, ripeto, è un trattamento locale. Quindi noi non abbiamo tossicità sistemica. I piani di cura vengono studiati molto bene perché per esempio un piano di cura sulla mammella sinistra dove sotto c'è il cuore avrà un'attenzione diversa di una mammella destra dove non c'è il cuore. C'è una coronaria, quindi anche la storia cardiaca, se c'è, della paziente viene valutata, si cerca di identificare qualsiasi tipo di aspetto anatomico che possa essere di sospetto o che possa essere necessario togliere dal trattamento radiante in modo tale da dare la dose di radioterapia esclusivamente alla ghiandola mammaria. E su questo siamo ancora più precisi da quando abbiamo questo nuovo protocollo. Ecco, ed è di questo che parliamo adesso, di questo protocollo. L'ultima frontiera nel nostro centro, è un paio di mesi che abbiamo avviato questo piccolo protocollo attraverso il quale riusciamo ad arruolare pazienti che in base a determinate caratteristiche della malattia, quindi superiore a 70 anni, malattia sotto i 2 cm 3 e che non hanno avuto linfonodi positivi all'esame istologico, possono giovarsi di un trattamento radioterapico in sole 5 sedute. Quindi un grossissimo vantaggio in termini di disagio per la paziente, a parità di efficacia ovviamente e senza aumentare gli effetti collaterali, perché è questo quello che ci preme anche, cioè riuscire a essere efficaci dal punto di vista oncologico, curativo, ma allo stesso tempo non dare tanti effetti collaterali. Quindi 5 sedute di dose molto elevata erogata sull'intera ghiandola mammaria. E quindi le pazienti in pochissimi giorni terminano il trattamento che viceversa impiegherebbe o 15 sedute o più addirittura. Ecco, e dopo parliamo ancora di questo protocollo, però prima c'è una telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Maria. Buongiorno, chiama da dove? Udine. Udine, dica pure. Senta, io sono operata di carcinoma mammario infiltrante e nel 13 ancora. Io 2 anni fa stavo facendo la doccia e mettevo sangue, sono ricoverata, mi hanno fatto tutti gli accertamenti, mi hanno detto che dipendeva dal polmone, che successivamente della radioterapia che avevo fatto può essere possibile che si è dilatato il polmone e rimettevo sangue. Non so chi vuole rispondere. Ma risponde lei. Oddio, non ho documentazione tale, ma generalmente non è un effetto collaterale del trattamento. Se è stata trattata tanti anni fa è possibile che si evidenzino radiologicamente degli spessimenti sotto la parete toracica dove è stata fatta, può esserci l'insorgenza di una leggera fibrosi, ma che io conosca, che abbiamo visto nella mia esperienza, sono solo 33 anni che faccio sto lavoro, che io abbia visto una paziente sviluppare questo tipo di tossicità, sinceramente no. Sì, sono operata nel 13 e mi hanno detto perché ho detto ma dopo tanti anni può succedere una cosa del genere. Io non sono in grado di darle, cioè, le ripeto, nella mia esperienza io non ho mai avuto questo tipo di riscontro. Alzo le mani perché non so che tipo di trattamento è stato fatto, però mi fermo. Io la ringrazio ovviamente non avendo poi in mano insomma tutta la documentazione, penso che sia molto difficile poi ripercorrere insomma la storia clinica della signora per capire, però appunto come diceva lei insomma
Allora, insomma, è un effetto davvero... sarebbe un un effetto effetto raro, cioè, sinceramente, raro, sì, sicuramente no. Unico. forse unico, cioè, ripeto, non so, perché magari Certo, può essere certo. che sollevo le mani, dipende poi dal tipo di trattamento che è stato fatto, anche perché Udine è un centro universitario, quindi un policlinico universitario, non è una sede da poco, voglio dire, quindi no, è certo. difficile che facciano cose particolari, ma ripeto, io non ho mai avuto questo tipo di osservazione come nelle pazienti che ho trattato. Ecco, tornando invece a parlare del protocollo, diceva da 2 mesi è stato attivato questo... Sì, assolutamente sì, quindi compattiamo il numero delle sedute a 5, le pazienti vengono selezionate, ovviamente non tutte le pazienti possono giovarsi di questo trattamento, entrano in gioco anche altri fattori costituzionali come il volume della ghiandola mammaria, l'età, le caratteristiche biologiche della malattia. E abbiamo arruolato circa 15 pazienti, le stiamo controllando, hanno terminato il trattamento senza nessun tipo di tossicità e adesso stiamo monitorando a 15 giorni dalla fine del trattamento, a 2 mesi, a 4 e così via, se dovessero insorgere degli effetti collaterali più importanti. Al momento in tutte le pazienti trattate la tossicità è stata 0. Ecco, diceva pazienti di età Superiore a 70 anni. Il protocollo, partito sulla scia di altri protocolli a livello internazionale, prevede questo limite di età. Perché? Perché comunque dai 70 anni in su, certamente, ovviamente la paziente è in menopausa, quindi ha meno rischio, e in più ha un'aspettativa di vita in generale che consente di compattare il trattamento, di fare meno sedute. Secondo lei in un futuro si potrà anche magari Espandere. espanderlo al... È la direzione verso la quale ci stiamo muovendo. Ovviamente servono dati, servono studi per andare a rinforzare questa intuizione che al momento c'è. E da adesso in poi continuate così Sì. con... Assolutamente Anche sì. perché noi siamo un ospedale, quindi non Certo. possiamo permetterci di fare esperimenti, nel senso che noi aderiamo ai protocolli, infatti abbiamo prima avuto, chiamiamo l'autorizzazione, c'è un documento della nostra associazione nazionale che prevede l'utilizzo, noi siamo sulla parte più stringente, mano a mano, come dice la dottoressa, che vediamo che la tossicità e l'efficacia, mano a mano allargheremo i margini, per cui cercheremo di poter proporre questo trattamento anche a persone in maniera più numerosa, perché il disagio è minimo rispetto... Ecco, da un punto di vantaggio, insomma, è un vantaggio importante, insomma, perché si riduce completamente il disagio di... Assolutamente così, pensiamo anche alle pazienti che non vivono vicino al nostro centro Trevigiano, esatto. Per cui c'è coinvolgimento della famiglia che deve accompagnarle, aspettare lì che facciano la terapia, prenderle e portarle di nuovo a casa. Quindi non è un aspetto banale anche quello logistico della durata del trattamento, e in più il disagio proprio per la paziente che non è sottoposta a uno stress quotidiano lungo per 15-20 sedute, ma in soli 5 giorni riceve il suo trattamento di prevenzione e di profilassi. Tanto più andando incontro ora alla stagione calda, pensiamo agli spostamenti nelle fasce orarie più calde, sicuramente creano un disagio per tutti e a maggior ragione per pazienti di un'età avanzata. Ecco, fra l'altro non abbiamo detto quanto dura solitamente una... Dura pochissimi minuti, 2-3 minuti, non di più. Quindi trattamenti molto veloci, durante il trattamento non si avverte nulla, non si avverte dolore, non si sente nulla. Quindi il paziente viene posizionato sul lettino, c'è una macchina che eroga la dose e in pochi minuti è in grado di somministrare nella regione bersaglio tutta la dose terapeutica prescritta per quella paziente. E Qui, mi permette ecco, un'ultima osservazione, sì. che questo è proprio più utilitaristico, Sì. che in una paziente che fa 20 sedute noi possiamo metterne 4 che ne fanno 5, quindi ridurre anche le nostre liste d'attesa. Anche questa è una cosa non da poco, cioè, no. questa è una cosa importante. Questo è importante perché poi insomma le liste d'attesa sono persone che hanno bisogno Esatto. di questo. E invece per quanto riguarda la radioterapia diciamo normale, non quella, quanto anche questo quanto... Sì, la tempistica sì, non è lunga, cioè nel senso che sono pochi minuti di trattamento. Magari le prime 2 o 3 sedute la paziente è un po' a disagio perché non conosce, Certo. quindi osserva l'ambiente circostante. Man mano che si accorge, la tempistica è
3 o 4 minuti la seduta viene erogata. Quindi è più il disagio, è più di venire là, esatto. perché rimane... Deve tener conto che noi partiamo da Vittorio Veneto fino a tutta la provincia, quindi c'è chi abita a 5 minuti, ma chi ci mette anche un'ora per venire giù per fare una seduta di 4 minuti. Ecco, con lei parliamo anche delle future innovazioni nei trattamenti proprio della patologia mammaria. Allora, le future innovazioni da un punto di vista nostro è, chiamiamola così, dei trattamenti si definiscono a intensità modulata. Che cosa significa? Ecco. Significa che non è più un trattamento standardizzato ma è un trattamento che tiene conto anche delle differenze proprio di forma della ghiandola mammaria. Cioè riusciamo a circondare, a trasformare, a fare quel fenomeno, chiamiamolo così, impossibile di ruotare i raggi X. Cioè quindi fare in modo di togliere completamente qualsiasi tipo di tessuto extramammario dal trattamento radiante. E stiamo implementando anche questo sistema che richiede una tecnologia estremamente avanzata di cui una parte ne siamo dotati e che speriamo, visto che facciamo parte anche dell'ospedale che si sta trasferendo nella nuova cittadella sanitaria, di ottimizzare anche per portare questo tipo di trattamento nella nuova cittadella sanitaria. I vantaggi di questo? La tossicità sicuramente ridotta, sì. Specialmente la tossicità, come diceva la signora di Udine, a livello del torace, che già ora come ora è bassa, ma poi i dati della letteratura la danno ininfluente, specialmente a livello cardiaco, nella mammella di sinistra, è sparita, cioè scompare nel nulla, quindi nonostante tutta la nostra attenzione, una piccola porzione di cuore con quello che noi abbiamo a disposizione, a volte siamo costretti a prenderlo. Con queste tecnologie nuove assolutamente no. E queste da quando secondo lei si riuscirà? Il prima possibile. Senta, e quindi noi abbiamo visto che in questa puntata che ovviamente di caso in caso vengono cambiate le terapie e soprattutto da età a età. Certo. Nel senso che abbiamo parlato prima con la dottoressa che ci diceva per le giovani è una cosa, invece per le persone un po' più mature o anziane è tutta un'altra cosa. Assolutamente sì, oggi più che mai le terapie sono modulate e sono anche condivise con le pazienti, soprattutto con le pazienti giovani, perché oggi queste patologie non fanno più paura come una volta, non è una condanna. Oggi queste patologie si curano e molto spesso si guariscono, ok? Quindi è una scelta che va sempre più condivisa con la paziente. Ci sono pazienti giovanissime nelle quali anche entra in gioco la preservazione della fertilità di queste pazienti e anche questo non è un aspetto assolutamente da minimizzare. No. Quindi siamo in grado di concludere i trattamenti oncologici, che siano chemioterapici, ormonali, radioterapici, e riabilitare la paziente anche dal punto di vista della fertilità. Quindi metterle nelle condizioni eventuali future in pazienti molto giovani ovviamente, eventualmente di avere anche dei figli. Certo. Ecco lì... Che una volta invece era quasi proibito. Certo, dopo ora invece no, nell'andare degli studi si è visto che è possibilissimo sostenere una gravidanza. Ecco, abbiamo parlato di un centro dove, al quale fanno parte davvero un'equipe di più professionisti, perché parliamo della radioterapia, ma non cioè sono psicologi, però poi sono persone che hanno bisogno di un sostegno anche importante a volte. È una rete davvero una rete importante quella che siete riusciti a formare in questo centro. Sì, c'è stata una grande volontà anche dell'amministrazione di creare una situazione del genere ed è composta da una serie di professionisti veramente, veramente dedicati, a iniziare dal chirurgo, chiamiamolo, che è il dottor Paolo Burelli, che è coordinatore, chiamiamolo, di tutta la struttura, che si è circondato di una serie di chirurghi fantastici, a partire dal chirurgo sonologo e al chirurgo plastico, che se c'è necessità può aiutare o a ricostruire, da una serie di oncologi medici, perché poi non è l'ospedale Cafoncello, è la ASL 2, quindi c'è l'ospedale di Conegliano, c'è l'ospedale di Vittorio Veneto, c'è l'oncologia di Montebelluna, quindi tutti fanno riferimento alla Breast Unit e questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo questi numeri così elevati. E i numeri diventeranno sempre più elevati, perché l'USL, l'ospedale nostro, è diventato proprio
chiamiamolo così, il centro di riferimento per lo screening di secondo livello. Cioè tutta la patologia mammaria sospetta deve passare attraverso di noi. Passa di là e Esatto. quindi... Ecco, noi abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo parlato prima all'inizio, insomma, il fondamentale è fare prevenzione, per questo sono aumentati anche il numero, perché più si fa prevenzione più si scoprono anche magari delle lesioni meno importanti ma che sono presenti, e l'importanza, parlavamo di fare prevenzione anche per le giovani, ne stavamo parlando anche prima di questa puntata, e c'è un po' qua il dibattito di chi dice ma la mammografia si potrebbe fare forse a un'età un po' più giovane. Voi come sareste? Allora, c'è anche una tavola in regione sull'età, per cercare di abbassare l'età di screening. E, ovviamente è un discorso anche in termini di costi. Ricordiamo che l'Italia è uno dei forse l'unico paese europeo a fare lo screening gratuito, ed è questo che ci consente di avere una percentuale di guarigione altissima, elevatissima della patologia mammaria. Quindi è un grosso vantaggio che si offre alla popolazione in termini della sanità pubblica. Ovvio che nelle pazienti molto giovani bisogna anche mettere sul piatto della bilancia innanzitutto la probabilità che sia riscontrata una neoplasia della mammella in una donna molto molto giovane, in età pienamente fertile, e in più anche il tipo di ghiandola mammaria. Esatto. Perché nelle pazienti molto giovani ovviamente è molto più sviluppata la ghiandola mammaria piuttosto che nelle pazienti in post-menopausa, in cui la parte di ghiandola viene sostituita con tessuto adiposo, con grasso. Per cui nelle pazienti molto giovani spesso è più diciamo, indicata a fare un'ecografia mammaria piuttosto che la mammografia, e l'ecografia non sono radiazioni. Per cui ovviamente noi consigliamo sempre l'autopalpazione mensilmente. Che è una cosa che purtroppo le giovani ancora fanno poco. Abbiamo anche fatto delle campagne di sensibilizzazione per insegnare alle donne, alle ragazze giovanissime, anche ventenni, 25enni, come autopalparsi la mammella, il seno, e in queste pazienti particolarmente giovani consigliamo eventualmente, anche nei casi dove c'è familiarità, un'ecografia piuttosto che una mammografia, che è un esame anche di... Certo, più invasivo forse. Più che invasivo è un esame che non comporta l'utilizzo di radiazioni, perché sono ultrasuoni. E quindi è un capitolo a parte molto importante, e in regione si sta discutendo proprio anche se abbassare l'età di screening con mammografia. Ricordiamo che lo screening viene proposto alle donne età compresa fra i 49 e i 70 anni, ok? Quindi non è un discorso assolutamente banale quello di abbassare l'età di screening. A quanto l'età? A mio parere, secondo i dati, se non ci sono familiarità, quindi se la giovane donna non è particolarmente a rischio, dai 45 anni penso che sia sufficiente magari la mammografia. Prima dei 45 un'ecografia e autopalpazione con visita senologica nei tantissimi ambulatori di senologia presenti sul territorio. Ecco. Sì, la valenza dell'ecografista poi è importantissima, cioè nel senso che poi sarà lui che porterà e deciderà che tipo di diagnostica successiva, se necessario, fare. Perché la ghiandola mammaria cambia di densità a seconda proprio della fascia di età, ma anche durante il periodo mestruale cambia di densità. Qual è il periodo più... Subito dopo le mestruazioni, quindi quando la ghiandola tende un attimino a collassare, quindi di conseguenza tende a diventare un po' meno densa e quindi può essere più facilmente visibile da un punto di vista ecografico. Ecco, quindi dice, insomma, è anche il momento migliore per la palpazione. Quindi lei dice, insomma, è importante, ecco, lo diciamo tante volte alle giovani di fare questo... L'autopalpazione poi, come dice la dottoressa, è fondamentale. E voi state facendo, so che l'ASL più volte ha fatto campagne proprio per sensibilizzare le giovani, non solo, ma un po' tutte le donne ad accertamenti. Abbiamo visto purtroppo i numeri sono aumentati non poco. Anche perché poi la cosa che spaventa è che dicono, mi sento un sacco di nodi. Esatto. Devono esserci nodi, perché altrimenti l'importante non è sentire i nodi, è sentire quando che il nodo cambia. Quindi imparare a riconoscere i nodi e sentire quando quel nodo cambia. Quello è il momento in cui l'autopalpazione salva la vita. Ecco, ad esempio, per una persona magari che chiede come può capire se è cambiato, se lo sente. Allora, l'autopalpazione deve iniziare facendola molto spesso
nel primo periodo, quindi sentire come cambia la forma del seno, come cambiano le dimensioni dei noduli e mano a mano seguirla periodicamente per un periodo abbastanza lungo. Questo poi può essere rallentato 1 o 2 volte al mese durante i periodi successivi, ma va mantenuto. Quando quel nodo che io conosco da 2 anni cambia, mi devo allarmare. Infatti la maggior parte della diagnostica è di autodiagnosi. Autopalpazione, ecco, oltre alla parte di screening che fa la parte del leone, molte donne, specialmente se sono abbastanza giovani, riferiscono di aver identificato da sole il nodulo mammario. E questo insomma è importante, l'abbiamo detto, arrivare prima possibile, perché ecco, come abbiamo detto finora, insomma, tutte le terapie possono garantire veramente un risultato, perché per ora rimane ancora il terrore di sentire un nodulo e insomma... Certo, però non tutti i noduli che si palpano nella mammella poi corrispondono a una diagnosi di patologia oncologica. Ci sono tutta una serie di formazioni benigne, soprattutto nelle pazienti molto giovani, come fibroadenomi, cisti, che sono assolutamente innocue, e il cui riscontro è molto frequente nelle donne molto giovani e per cui non bisogna allarmarsi. Ovvio che lo deve stabilire uno specialista, quindi un radiologo senologo o un chirurgo senologo che effettua delle indagini come l'ecografia e appura la natura di queste formazioni. Per questo è molto importante anche imparare a conoscere il proprio corpo, come diceva il dottor Ferrarese poc'anzi, perché saper riconoscere le differenze di ghiandola da un momento all'altro, penso alle giovani donne che hanno il ciclo, è normale che la mammella cambi, è normale. E il conoscere come palpare e conoscere la propria mammella aiuta a riconoscere eventuali formazioni diverse da quelle solite. Ecco, una domanda, è quando vengono insomma, le donne nel vostro centro, che invece insomma, è diverso perché vengono con una patologia già, siamo quasi alla fine, già insomma, stabilita, che cos'è che vi chiedono di più? Chiedono, cioè intanto vogliono conoscere bene il percorso che dovranno fare, nel senso che è sparita, o meglio, per fortuna è scomparsa l'imposizione del trattamento, nel senso che la paziente deve essere convinta di quello che stiamo facendo. Chiede molto spesso la tossicità, gli effetti collaterali, perché sono quelli che generalmente spaventano un po' di più, perché logicamente non è una cosa che uno fa quotidianamente, un trattamento radiante, e quindi vuole conoscere bene che cosa succederà, come avverrà il trattamento, che cosa noi consigliamo, che cosa noi diamo, cosa avverrà dopo il trattamento. Perché non è che la paziente terminata la radioterapia viene lasciata e torna a casa per conto suo. La paziente viene presa all'interno dei nostri poliambulatori, nei nostri ambulatori, oncologia, radioterapia, quello che è, per i controlli successivi, per cui continuiamo a mantenere. Ha terminato il trattamento radiante, noi forniamo una lettera alle pazienti su cui mettiamo anche un numero di telefono, perché per esempio un eritema può insorgere dopo una settimana finita la radioterapia e la paziente può tranquillamente rivolgersi al nostro centro senza impegnativa o altro, in modo che possiamo vederla appena ne ha necessità. Siamo arrivati al termine, quindi io ringrazio davvero intanto Ilaria Marinelli per essere stato con noi e ringrazio il dottor Ferrarese per averci insomma, raccontato e spiegato di questo centro che è importantissimo per le donne, non solo, abbiamo scoperto anche per gli uomini. Quindi vi ringrazio davvero, ringrazio i registi che ci hanno seguito in questa diretta e anche voi telespettatori, l'appuntamento è sempre per domani. Grazie, arrivederci. Grazie a lei.